a un certo punto della vita ci sono le cose che iniziano e finiscono. Sono stato espulso 2 anni fa e ognuno per sé, Dio per tutti, si gira pagina e posso fare quello che facevo nel partito di prima, lo posso fare anche con Forza Italia. Ecco l'attesa new entry di questa campagna elettorale. Gian Antonio Darè, ex volto della Lega, scende in campo come candidato di Forza Italia per il Consiglio regionale per la provincia di Treviso. Un candidato indipendente, non essendo uno storico del partito, lo definisce Flavio Tosi, capolista anche nella Marca. 9 complessivamente in corsa, 4 donne, Cristina Andretta, Rose Silvestrini, Michelle Pietrobone, Annalisa Civelli e 5 uomini, oltre a Darè e Tosi anche Fabio Chies, Fabio Marina e Matteo Bellinato. Tosi non nasconde la volontà di portare a casa un grande risultato e non nega che la vera sfida di queste elezioni sarà all'interno della stessa coalizione di centrodestra. È quasi di più la competizione tra partiti alleati per vedere chi fa meglio, che non vuol dire chi fa peggio, cioè, comunque non è che devi divertire se uno fa meno, tutti dobbiamo fare di più e quindi vincere il più largamente possibile. E le vostre aspettative sono quelle di fare un buon risultato? Lo dicono i numeri, noi alle regionali del 2020 avevamo il 3,5%, alle politiche del 22 il 6,7%, alle europee del 24 l'8,6%, e quindi andremo sicurissimamente in doppia cifra. La campagna elettorale di Forza Italia dunque inizia ufficialmente mettendo in lista amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri comunali. Tanti amministratori, tanta gente che sa come andare a prendere i voti, tanta gente che sa parlare con il popolo, e questo ci serve perché per radicarci noi siamo gente che è abituata a parlare con la gente semplice come siamo noi, per cui alla fine sarà una bella corsa. Ma è inutile negarlo, gli occhi di molti sono puntati proprio su Gian Antonio Darè, che alla vigilia di questa nuova avventura politica qualche sassolino dalla scarpa se lo toglie guardando ad un passato non così poi tanto lontano. Il governo prima ha fatto molto di più, soprattutto è diventato centralista, ma soprattutto si è spostato a destra, all'estrema destra, cosa che io non ho mai accettato, l'ho sempre detto dall'inizio. La mia posizione è sempre stata chiara, soprattutto con l'entrata di qualche personaggio che voi tutti conoscete. Anche se sono in un partito nazionale, chiude Darè, porto sempre il Veneto nel cuore. Io ho iniziato a fare politica con gli ideali e principi del centrodestra, non di estrema destra. I suoi rapporti con la Lega come sono, visto che comunque fa parte della grande coalizione? Ma i rapporti con la Lega sono buoni perché continuano a chiamarmi e qualche voto arriverà sicuramente da qualche militante. Chi la chiama? Bella domanda.